Cittadini a Santa Margherita Ligure appassionati di bene comune. Dal Consiglio Pastorale Cittadino è scaturito un lavoro di ricerca sul territorio mosso dal desiderio di accrescere l'interesse alla realtà sociale. Un appello ad andare a votare è stato espresso oggi dal presidente della CEI all'Assemblea dei Vescovi Italiani. Il cardinale Bassetti ha chiesto al governo rispetto e regole certe per il terzo settore. Elezioni 2019, alle urne anche i comuni della Val d'Aveto. Santo Stefano eleggerà il sindaco tra due contendenti, Maria Antonietta Cella e Giuseppe Tassi. Anche Rezzoaglio rinnova il consiglio comunale, gli abitanti potranno scegliere il primo cittadino fra tre candidati, Guirardo Casaleggi, Daniele Mareschi e Marcello Roncoli. Incidenti simulati per una grande professionalità. Lavagna ha ospitato l'esercitazione annuale della Croce Rossa Italiana della Liguria. I soccorritori hanno lavorato sotto l'occhio attento dei giudici. Oltre 40 vignettisti da ogni parte d'Italia per la terza edizione del premio Due Facce. Fino a domenica è possibile votare i vincitori, la mostra allestita nel Palazzo Comunale di Sestri Levante. Ad una gara dalla fine del campionato il Lavagna 90 non rinuncia all'idea play-off. La stagione è stata comunque ottima, la società di pallanuoto ha puntato sui giovani e non ha sfigurato di fronte alle big. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia Oggi. L'impegno per il bene comune è uno dei motivi che ha mosso un gruppo di parrocchiani delle comunità di Santa Margherita Ligure a proseguire il cammino intrapreso durante il lavoro dei tavoli sinodali. Dal Consiglio Pastorale Cittadino è emersa l'esigenza di approfondire alcuni temi ritenuti urgenti per la città, riassunti da 5 gruppi di lavoro. Il frutto di questo percorso è stato raccolto in un libretto presentato in occasione di un incontro pubblico che si è svolto a Santa Margherita Ligure all'Auditorium alla presenza dei 3 candidati a sindaco per le amministrative 2019. Sentiamo. Appassionati al bene comune è il motto che ha mosso 35 persone delle comunità parrocchiali di Santa Margherita Ligure a proseguire il lavoro intrapreso con i tavoli sinodali, analizzando la realtà cittadina e scattandone una foto in cui si evidenzino ricchezze, bisogni, povertà, prospettive. Un'analisi sociologica che non ha la pretesa di avere un rilievo scientifico, ma che rappresenta un angolo visuale e uno spunto di condivisione. Non nasce, capite, da delle competenze, da degli studi, nasce proprio dalla voglia, confrontandoci, di appassionarci al bene comune che poi è la nostra città, il nostro territorio, direi anche la nostra comunità nel senso più lato. In un affolato incontro all'Auditorium di Santa Margherita i risultati di questo lavoro sono stati esposti ai cittadini sammargheritesi, tra questi anche i 3 candidati a sindaco per la città. Lo spirito di questa iniziativa trova spunto nella radice del cristianesimo che spinge all'impegno, alla solidarietà, all'interesse per ciò che ci circonda, alla realtà sociale. Quindi la Chiesa tutt'oggi continua, nel tempo storico in cui si trova, a rinnovare il messaggio, a cercare nelle diversi cambiamenti, situazioni politiche, forme politiche, economiche, di cercare sempre di guardare quali sono le situazioni che valorizzano il bene comune. Tanti gli spunti di riflessione proposti da un rappresentante per ciascun tavolo: le fragilità, il disagio giovanile, le dipendenze, la sicurezza, lo spopolamento della città, le politiche abitative, la valorizzazione delle risorse naturali, la necessità di mettere in rete le realtà associative, la creazione di posti di lavoro per fasce deboli, il tutto mossi dal desiderio di bene comune. E quel bene è di ogni uomo, non di un particolare gruppo di uomini. E non è neanche, come dire, appunto la somma di tanti beni o di una maggioranza, ma è un bene tale che riguarda tutti quanti. La politica amministrativa: dalla prossima legislatura il Consiglio regionale della Liguria avrà una commissione permanente antimafia. Il provvedimento è stato approvato oggi all'unanimità dall'Assemblea. È un segnale importante quello lanciato oggi, ha commentato la vicepresidente della Giunta e della Regione Sonia Viale. La mafia si combatte con un impegno preciso che significa anche lo studio e la verifica della situazione, e in Liguria il fenomeno non viene sottovalutato. E questa mattina, proprio durante il Consiglio regionale, il consigliere di maggioranza Giovanni
Giovanni De Paoli, ha annunciato la volontà di abbandonare la Lega, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. De Paoli ha spiegato che per il momento aderirà al gruppo misto, non farà però mancare il suo appoggio alla giunta Toti. La decisione è stata presa, dice, tra le altre cose, perché non condivido la linea politica di questo governo e l'arroganza con cui gli esponenti della Lega trattano le istituzioni democratiche. E seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale della CEI in corso a Roma sino al 23 di maggio. L'introduzione è stata del Presidente, il Cardinale Bassetti. Umiltà, gratuità e gioia, ha detto, sono il piano di lavoro dei vescovi italiani. Nelle sue parole l'invito ad andare a votare e 2 appelli al governo. Sentiamo. Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto. Siamo consapevoli che questo rimane solo il primo passo, ma è un passo che non ci è dato di disertare. Si è conclusa con questo appello, in vista delle elezioni di domenica prossima, l'introduzione del Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, all'Assemblea Generale dei Vescovi. Come italiani, ha detto, dovremmo essere il volto migliore dell'Europa per dare più fierezza ai giovani, agli emigrati e a quanti sbarcano sulle nostre coste, perché siamo il loro primo approdo in un continente dove purtroppo soffiano populismi e sovranismi. Papa Francesco parteciperà alla giornata conclusiva dell'incontro di riflessione e spiritualità per la pace che si svolgerà a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020, ha annunciato Bassetti, che ha esordito citando il tema principale dell'Assise e ha rivolto poi un doppio appello al governo per il terzo settore e per il post-terremoto del centro Italia. Il cardinale ha espresso preoccupazione per antichi pregiudizi anticattolici e sconcerto per il raddoppio delle imposte sugli enti no profit. Si tratta di un mondo di valori e progetti realizzati, di assistenza sociale, di servizi sociosanitari, di spazi educativi e formativi, di volontariato e impegno civile, ha sottolineato il presidente della CEI, secondo il quale in una società libera e plurale questo spazio dovrebbe essere favorito e agevolato in ogni modo. Al governo, ha concluso, chiediamo non sconti fiscali o privilegi, ma regole idonee e certe, nel rispetto di quella società organizzata e di quei corpi intermedi che sono espressione di sussidiarietà. Infine, dopo aver chiesto un impegno più forte e concreto a sostegno dei terremotati del centro Italia, Bassetti ha chiuso parlando dell'Europa, oggi sentita come lontana e autoreferenziale, ma ha invitato a guardare al proprio paese. Dobbiamo essere fino in fondo italiani, convinti, generosi, solidali, rispettosi delle norme, perché anche l'Europa sia un po' più italiana. Questo l'appello conclusivo del Cardinale. Apriamo adesso il nostro consueto spazio dedicato alle amministrative 2019. Si rinnoveranno anche i consigli comunali della Val d'Aveto. A Santo Stefano, capoluogo della vallata con 1010 residenti, i candidati alla poltrona del primo cittadino sono 2: Maria Antonietta Cella, sindaco uscente, e Giuseppe Tassi, già sindaco di Avegno. Vediamo la scheda di presentazione dei candidati. A Santo Stefano d'Aveto il candidato numero 1 è Maria Antonietta Cella. Nata a Santo Stefano d'Aveto il 25 ottobre 1964, ha un figlio e da 5 mesi è nonna del piccolo Ulisse. Ha conseguito il diploma magistrale, è dirigente di una società di commercio di energia elettrica e gas nel libero mercato. Appassionata di trekking, nel tempo libero coltiva l'orto. È stata sindaco di Santo Stefano d'Aveto dal 1995 al 2004, consigliere di minoranza dal 2004 al 2014, nuovamente eletta sindaco nel 2014. Alle amministrative si candida appoggiato dalla lista Dai voce alle idee. Ma io dico sempre che il territorio va vissuto 12 mesi l'anno, il piacere di vivere un territorio di montagna, anche quello di uscire di casa, incontrare le persone, scambiarsi opinioni, confrontarsi. A volte ci si scontra, ma questo è il bello, perché poi la dialettica di montagna è sempre passionale, sempre di pancia e mai solo di testa. E quindi è anche poi il calore che ti muove e che ti invoglia a occuparti del tuo paese insieme a ragazzi di una lista che abbiamo messo in piedi quest'anno per portare avanti numerosi progetti e che con grande passione anche loro si dedicheranno sostanzialmente ad occuparsi del territorio, del paese, dell'economia, del sociale, perché ci sono tante persone impegnate nel sociale, che è una fetta importante di un servizio significativo per il nostro territorio. Il
Il candidato numero 2 a Santo Stefano d'Aveto è Giuseppe Tassi. Nato a Santo Stefano d'Aveto l'11 luglio 1960, è diplomato in radiotelecomunicazioni e svolge attività come imprenditore. Sposato, ha 2 figli e un nipote. Ha maturato un'esperienza ventennale in consiglio comunale ad Avegno, nei primi 10 anni come assessore, sindaco nel decennio dal 2004 al 2014. Tra il 2007 e il 2012 è stato anche consigliere provinciale. Tra le sue passioni il canto, dal 2000 è direttore del coro Voci d'Alpe. Si candida appoggiato dalla lista Santo Stefano Cambia. Dovrebbero votare noi per 2 semplici motivi. Uno, per una politica amministrativa più condivisa con la popolazione. Io sono stato interpellato, sono stato pregato di candidarmi sindaco perché tante persone mi hanno chiesto di venire su in valle, conoscendomi anche per avere già fatto il sindaco in un altro comune, e mi dicevano proprio che attualmente non c'è di dialogo con l'amministrazione, che un po' sta sulle sue dritte, quindi bisogna cambiare un po' questa cosa qua. Bisogna che il sindaco stia in mezzo alla gente, stia in mezzo alla popolazione, parli con tutti, parli con le frazioni, e quindi penso che sia una cosa importantissima. A Reggio Aglio invece sono 872 cittadini residenti, potranno scegliere il sindaco tra 3 candidati: Guirardo, Gui, Casaleggi con la lista Reggio Aglio nel cuore, Daniele Mareschi appoggiato dalla lista L'Aveto Libertà, Marcello Roncoli con la lista Crescere. La scheda. Il candidato numero 1 a Reggio Aglio è Guirardo Francesco Giuseppe Casaleggi, detto Gui. Nato a Chiavari il 2 aprile 1955, alla licenza media inferiore, è stato dipendente dell'ASL 4, attualmente in pensione. È sposato. È stato 24 anni in consiglio a Reggio Aglio, sia in maggioranza con i sindaci Mariani e Fontana, sia in minoranza. È consigliere di opposizione uscente. Ama camminare nei boschi e andare in bici. Si candida appoggiato dalla lista Reggio Aglio nel cuore. Intanto siamo una squadra abbastanza giovane, nel senso che abbiamo di tutte le età, qualcheduno anche un po' anziano, nel senso del 1937 o 40, però i più sono 85, 86, 96. E poi noi ci proponiamo agli altri candidati, perché sono tutti giovani, quei giovani sono tutti i più che lavorano in questo comune, non sono fuori. Qualcheduno lavora fuori, ma i più lavorano in questo comune, cioè dove abitano. Per cui è giusto dare una mano a questa lista e votare la mia lista. Il candidato numero 2 a Reggio Aglio è Daniele Mareschi. Nato a Lavagna il 16 novembre 1968, è laureato in ingegneria meccanica e svolge la libera professione. È sposato ed è appassionato di sport motoristici. È stato consigliere comunale di minoranza dal 2009 al 2014, sindaco dal 2014 ad oggi. Alle amministrative 2019 si ricandida appoggiato dalla lista L'Aveto Libertà. Intanto per quello che abbiamo realizzato nei 5 anni di mandato che si sta concludendo, e poi perché il nostro programma è molto concreto, si basa su 40 punti, sono cose concrete, realizzabili, andiamo sulla stessa strada che abbiamo già intrapreso e sulla quale che abbiamo già tracciato e sulla quale abbiamo già lavorato tanto. Ripeto, poi è un programma concreto, bisogna fare attenzione perché, cosa che ho visto anche in altri comuni, ci sono promesse irrealizzabili in altri programmi, ci sono programmi fantasiosi del tutto irrealizzabili purtroppo, perché mancano e mancheranno sempre gli strumenti normativi, ma soprattutto le coperture finanziarie. Quindi la parola d'ordine deve essere concretezza e interventi realizzabili e un programma realizzabile.
Il candidato numero 3 è Marcello Roncoli, nato a Chiavari il 4 gennaio 1954, è sposato e ha una figlia. Ha conseguito il diploma dell'Istituto Nautico e ha prestato servizio per 30 anni nella Polizia Provinciale. È appassionato di caccia, pesca e trekking. Si è sempre interessato di politica, benché sia la prima esperienza come candidato a sindaco. Alle amministrative 2019 si candida appoggiato dalla lista Crescere. Noi siamo una squadra che è nata da un gruppo, diciamo, di iniziative per fare qualcosa per la nostra valle. Da questo gruppo è nato, in tempo di elezioni, è nata l'idea di metterci in discussione. Crediamo di essere persone serie, oneste, inutile dirlo perché la gente ci conosce uno per uno, e abbastanza variegate tra di noi, per ognuno che si occupa di argomenti che gli sono consoni e familiari. Noi, se possiamo permetterci una promessa, è quella di dire che saremo sempre vicini alla gente, nel senso che ascolteremo sempre quello che ci devono dire e cercheremo con le nostre capacità e l'impegno di essere presenti. E continuano gli spazi informativi sui canali di Telepace proprio per le amministrative. Oggi l'approfondimento è sui comuni di Moconesi e Carasco. Gli appuntamenti sono su Telepace 3, canale 115 alle 21:35, poi alle 8 del mattino e alle 15. Su Telepace News, canale 187 alle 20:05 e alle 23. Si avvia a conclusione l'iter per l'adozione del nuovo PUC di Rapallo, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito. Questa mattina il commissario ad acta, Federico Marenco, ha adottato l'ultimo atto di approvazione del piano, il tenuto conto dei pareri espressi da Regione e Città Metropolitana. Il documento ora dovrà essere sottoposto ad una verifica finale da parte degli uffici regionali. Dalla data di comunicazione decorreranno 120 giorni per il via libera della Regione. In caso di silenzio assenso da parte dell'ente di Via Fieschi, il 21 settembre il PUC di Rapallo sarà ufficialmente vigente. E in Consiglio Comunale a Santa Margherita Ligure è stata approvata all'unanimità la richiesta proposta dal Provveditorato delle Opere Pubbliche di una deroga al piano regolatore generale per consentire un ampliamento volumetrico del 7% della sala operativa della Capitaneria di Porto. Il provvedimento consentirà agli operatori una visuale diretta sul porto, cosa che favorirà anche l'attività di ricerca e di soccorso. E a Santa Margherita Ligure oltre 700 metri cubi di pietre e rocce prelevati dal torrente San Siro e utilizzati per il ripascimento delle spiagge. L'intervento di straordinaria manutenzione è in corso a Santa Margherita Ligure alle spalle del campo sportivo. Il materiale accumulatosi a monte nel letto del fiume è stato analizzato da ARPAL e ritenuto idoneo per essere esteso sui litorali della città. Prosegue a Zoagli la progressiva introduzione dei servizi del nuovo gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A Prica dal 1 giugno verranno sostituiti i cassonetti attuali con altri nuovi di ultima generazione e per i rifiuti organici e indifferenziati saranno installati sportelli che si apriranno grazie ad una tessera elettronica personale. Inoltre in alcune zone della città verrà introdotto il servizio di ritiro porta a porta. Intanto nel corso del mese di maggio saranno consegnati ai cittadini nuovi kit per la raccolta differenziata composti da tessera elettronica, borse per la separazione in casa dei rifiuti, una guida e bidoni e sacchi per il conferimento. Infine il calendario di raccolta per le zone in cui sarà attiva la raccolta porta a porta. La distribuzione dei kit sarà effettuata all'interno del parcheggio interrato di Corso Colombo di fronte all'ingresso al campo da tennis dalle 9 alle 20 sabato 25 maggio e poi giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio. A Lavagna adesso la città ha ospitato l'esercitazione annuale della Croce Rossa Italiana della Liguria, un evento molto articolato e complesso in cui le squadre di soccorritori provenienti da tutta la regione hanno effettuato soccorsi su feriti di varia natura, guidati in tempo reale da personale qualificato. Gli scenari simulati sono stati estremamente realistici grazie ad effetti di trucco professionale. Vediamo. La gara di primo soccorso
è un'attività di formazione, in particolar modo, è un'attività di sviluppo per far conoscere alla cittadinanza Croce Rossa e le proprie attività. E quest'anno è stata scelta Lavagna perché insomma una cittadina che merita, una cittadina bellissima. Quest'anno nel territorio del Tigullio era necessario portare una gara di primo soccorso. Quante stazioni ci sono? Allora abbiamo 9 stazioni. All'interno di ogni stazione abbiamo più scenari, sulle scene ci sono dei giudici e dei master per le valutazioni degli operatori che approcceranno ai feriti o alle persone coinvolte. Verrà redatta una graduatoria, questa graduatoria in base a chi arriverà per primo, oltre ad essere campioni regionali di primo soccorso della Croce Rossa, andranno a rappresentare la Regione Liguria il 14 settembre a Vicenza. Invece in Liguria come sta andando? Leggiamo un'Italia che aiuta, no? Il Comitato Regionale Liguria, tanto cuore in campo. Allora, la Liguria è formata da 56 comitati territoriali che sono sparsi nelle varie cittadine liguri, con molte sedi alle dipendenze di questi comitati. Siamo circa 8.000 volontari in regione, con i 160.000 in Italia e i 17 milioni nel mondo. Siamo quell'Italia che aiuta e quel mondo che aiuta, quindi siamo sempre presenti ovunque e per chiunque. Mauro, qua abbiamo un ferito che si presta a 2 parole. Come stai vivendo questo momento? Traumaticamente, ti giuro traumaticamente. Ho la spalla che non la sento più. Ma è la prima volta che fai un'esperienza così? Allora sei allenato? Molto spesso, quindi è faticoso lo stesso, però bellissimo, mi diverto un sacco io. Allora, qua invece abbiamo Matteo che è caduto dalla scala. Sì, sono caduto dalla scala e mi sono fatto male alla gamba, mi sono rotto la gamba praticamente e adesso aspettiamo che arrivino a soccorrerci. Ma i dolori dove sono? Alla gamba, il torace, tutto qua, scoriazioni e via, così avanti. Il 118 è già stato chiamato? Speriamo, speriamo. Va bene, buona esercitazione. Grazie, grazie. Siamo alla cronaca, un uomo di origine straniera è stato arrestato questa notte a Chiavari per il reato di stalking. Il 34enne, già colpito da misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna, questa notte si è recato all'abitazione di lei per avere una sorta di incontro chiarificatore per vedere i 2 figli minori. La vittima spaventata ha cercato di allontanarlo, il 34enne con fare violento prima ha rotto alcuni oggetti per poi scagliarsi contro di lei. I poliziotti del commissariato di Chiavari intervenuti rapidamente hanno bloccato l'uomo, che è stato trovato anche in possesso di un coltello. Accompagnato in commissariato è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E hanno avvicinato un anziano di Lavagna con la scusa di vendergli una cassetta di fragole e con dei raggiri gli hanno rubato il portafoglio all'interno del quale c'erano 600 euro. Il fatto è accaduto a Cavi, vittima un lavagnese di 72 anni. Dopo le indagini dei carabinieri, 2 commercianti di Afragola nel napoletano di 51 e 32 anni sono stati denunciati per furto con destrezza. Ed è stato arrestato a Genova un cittadino francese di 32 anni indagato per 4 episodi di violenza sessuale avvenuti a Cannes tra il 2014 e il 2019. L'uomo utilizzava i segni distintivi tipici della polizia per avvicinare le sue vittime. Ricercato in esecuzione ad un mandato di arresto europeo, aveva lasciato la Francia venerdì per rifugiarsi a Saint-Pierre d'Arena in attesa di imbarcarsi per la Tunisia. L'uomo è stato intercettato, bloccato e perquisito mentre si accingeva a salire sulla sua auto e dirigersi al terminal portuale. È stato condotto nel carcere di Ponte Decimo, l'auto è stata perquisita e ispezionata al fine di rilevare fonti di prova. E siamo alla pagina della cultura, c'è tempo fino a domenica per votare il vincitore del premio Due Facce organizzato dal Leudo di Sestri Levante. La terza edizione vede la partecipazione di oltre 40 vignettisti provenienti da ogni parte d'Italia, le cui opere sono in mostra nella Sala Riccio del Palazzo Comunale di Sestri Levante in piazza Matteotti. Il tema di quest'anno sono le favole, vediamo. 40 vignettisti da tutta Italia, tra in più altri 5 amatori.
40 sono tutti professionisti, grandi professionisti, nomi importanti che qualificano questa manifestazione. Nel Palazzo Comunale di Sestri Levante è allestita l'esposizione di questi lavori. Ricordiamo che il vincitore sarà deciso dal pubblico votante. Si vota con due schede che portano 3 preferenze. Al termine avremo la somma, quindi sapremo chi sarà il vincitore. Il tema di quest'anno sono le favole, quindi noterete che tutte sono indirizzate sulle favole, e il giorno 15 di giugno e 16 di giugno avremo alcuni vignettisti qui in Piazza Matteotti che saranno a favore pubblico, cioè il pubblico potrà chiedere, dando un tema, loro faranno una vignetta. Che qualità emerge dai lavori, che cosa raccontano, come viene appunto declinato il tema della favola? La fantasia dei vignettisti non sta a me giudicarla. Che ci sono nomi importanti, basta leggere il manifesto che abbiamo appeso, da Toscareghi appunto, da Zazza, da Campaner. Cioè, se uno è un po' dentro alla questione vignette, conosce bene chi sono questi personaggi. Sono personaggi che lavorano molto anche con quotidiani nazionali. L'invito è venire a scoprire i loro lavori. Indubbiamente, io credo che un momento di ilarità faccia sempre bene e diciamo che ci sono anche vignette con una punta di criticità, di critica, più che criticità, di critica. Sono vignette attente, la satira poi si sa spazia su tutto e hanno adeguato alle fiabe a momenti anche della quotidianità, per cui venite a vedere le vignette. Restiamo a Sestri Levante, l'edizione 2019 di Mare Mosto va in archivio con un record di presenze, 2.500 i visitatori nella 2 giorni sul vino, sull'olio e i sapori del territorio ligure. Organizzata da AIS Liguria, la manifestazione ha visto la presenza di più di 80 produttori. Le degustazioni in programma, inoltre, fanno sapere gli organizzatori, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Alla fine dell'evento si è concluso con il concorso Miglior Sommelier 2019 della Liguria. Dopo la prova scritta e la degustazione, la giuria ha decretato vincitrice Olga Sofia Schiaffino di Camogli della delegazione AES del Tigullio Promontorio di Portofino. Al secondo posto Vito Santolla, terzi Riccardo Pedemonte e Martino Repetto. La nuova campionessa rappresenterà la Liguria alle semifinali nazionali per il titolo di miglior sommelier d'Italia che quest'anno si terranno a Verona. Il Comune di Cogorno proroga l'accensione degli impianti di riscaldamento fino a domenica 2 giugno compreso per un massimo di 4 ore giornaliere. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco considerato il calo delle temperature. Turismo, trend positivo per i primi mesi dell'anno, nonostante le difficoltà legate al ponte Morandi e alla mareggiata di ottobre. I dati di marzo, pubblicati oggi dall'Osservatorio Turistico, dicono che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c'è un incremento di arrivi e quello delle presenze. Dal 1 al 27 marzo, in un periodo di bassa stagione con ancora molte strutture chiuse, c'è stato un più 21,97% di arrivi e un più 9,35% di presenze. La provincia di Genova, sotto osservazione dopo la mareggiata che ha coinvolto il Tigullio, fa segnare un più 12,5% invece nel periodo pasquale. E ci sarà Rafael Gualazzi, vincitore di Sanremo Giovani nel 2011 all'Andersen Festival di quest'anno. Il concerto si terrà l'8 giugno alle 21:30 nella cornice della Baia del Silenzio di Sestri Levante. Sul mare di Sestri camminerà in bilico tra jazz e pop, incantando con il suo piano e la sua voce il pubblico. L'ingresso ovviamente sarà libero. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Mercoledì 22 maggio sarà inaugurata la nuova sala del progetto Noi Oltretutto al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. È uno spazio dotato di supporti digitali e facilitazioni ambientali per la comunicazione di persone disabili, rivolto in particolare ad un gruppo di 26 persone adulte con ritardo mentale associato ad handicap motori e comunicativi. La cerimonia avrà inizio alle 15. Penultima lezione di geografia di Emanuele Costa ai corsi di cultura di Chiavari. Nella sede di Via delle Vecchie Mura alle 16 sarà affrontato il tema degli arabi.
Agostino Petrillo, docente di sociologia all'Università di Milano, parlerà sul tema Abitare la periferia. È uno degli incontri inseriti nel calendario dell'Accademia Culturale di Rapallo. Appuntamento alle 16 nella sede di Villa Quairolo. Sciogliere le catene è il tema dell'incontro con Grégoire Anogbonon, il basaglia africano, che si terrà alle 18:15 nella Basilica dell'Annunziata di Genova. È il fondatore dell'associazione Saint Camille de l'Ellis, che dal 1994 aiuta decine di migliaia di malati psichiatrici in Africa, restituendo loro una vita dignitosa. È una iniziativa della comunità di Sant'Egidio. Andiamo sulla pagina Facebook della Virtus Entella, perché questo pomeriggio c'è stato un momento di festa a Genova. La squadra è stata infatti premiata per la vittoria nel campionato di Lega Pro da parte dei vertici regionali. Erano presenti il presidente della Liguria Giovanni Toti e l'assessore allo sport Ilaria Cavo, che hanno consegnato alla squadra una targa di riconoscimento per la promozione. Per l'Entella erano presenti il presidente Antonio Gozzi, il mister Roberto Boscaglia e tutti i calciatori della rosa, e vediamo proprio negli scatti di questo pomeriggio alcuni momenti della festa che si è svolta in piazza De Ferrari a Genova. Ora la pallanuoto. Dopo la vittoria contro il Como, Lavagna 90 si prepara all'ultima gara del campionato di Serie A2 maschile. Sono ancora vive le speranze per l'accesso ai play-off, nonostante sia già stato un ottimo campionato. Sentiamo. Ad una gara dalla fine del campionato, il Lavagna 90 non rinuncia all'idea play-off. Certo, sabato sarà dura, i lavagnesi devono vincere in casa dello Sportiva Sturla e sperare in un passo falso di Bologna e Ancona, che disputeranno in casa 2 match all'apparenza non complicati. E se Lavagna 90 e Ancona finissero a pari punti, passerebbero i marchigiani avvantaggiati dagli scontri diretti. Tuttavia è stato un campionato ottimo per gli uomini di Andrea Martini. La società quest'anno ha puntato sui giovani. All'inizio della stagione non era affatto scontato raggiungere i 42 punti in classifica. Determinanti le sconfitte di Padova e Ancona, ma gioco e grinta non sono mai mancate. Negli ultimi 10 anni, secondo gli esperti di pallanuoto, soltanto una volta una squadra che ha raggiunto i 45 punti non è riuscita ad accedere ai play-off, segno che è alto il valore di chi oggi sta davanti: Camogli, Torino e Bologna. Tornando al match di sabato nella piscina del Parco Tigullio, gli atleti di mister Martini hanno dato tutto di fronte ad un Como agguerrito e desideroso di tirarsi fuori dalla zona play-out. Una partita difficile vinta dal Lavagna 90 13-7. È stata una partita complicata perché comunque loro sono venuti qui a cercare dei punti perché ne hanno bisogno per salvarsi, per provare a non fare i play-out, quindi hanno provate un po' tutte, però diciamo che abbiamo portato a casa il risultato, nonostante il risultato di Brescia che non ci è stato favorevole, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo detto crediamoci fino alla fine e abbiamo lottato fino alla fine. Concludiamo con la ginnastica. La giovane ginnasta Alessia Marena, classe 2010 della Società Ginnastica Pro Chiavari, si è contraddistinta nelle finali nazionali di allieve dei campionati italiani di ginnastica artistica. Alessia si è aggiudicata al primo posto del podio nella categoria allieve 1 fra le 40 finaliste in gara, piazzandosi fra le ginnaste più giovani e promettenti d'Italia. Grande soddisfazione per la società e i tecnici Silvia Vatteroni e Silvia Cella. Per la neocampioncina adesso si prospetta una lunga e intensa estate di lavoro. Il prossimo obiettivo di quest'anno infatti è quello di ben figurare nel campionato regionale a squadre allieve che si terrà in autunno. La Società Ginnastica Pro Chiavari festeggerà i successi sportivi dei suoi atleti in occasione del tradizionale saggio di fine corsi che si terrà venerdì 31 maggio alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di San Pierricane a Chiavari. Ed è tutto per questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e poi continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.